Sportivi e appassionati di equitazione, buon pomeriggio da San Patrignano, nel sole splendido di San Patrignano, per la prima edizione del Challenge Vincenzo Muccioli, nel ricordo davvero del fondatore di questa comunità per il recupero di tossicodipendenti, che si è nel tempo specializzata nelle più diverse attività produttive e anche nel segno del grande sport, in questo caso della grande equitazione, allevamento di cavalli per il salto a ostacoli, cavalli da corsa, e appunto questo che è un po' il coronamento di un sogno antico che aveva il fondatore Vincenzo Muccioli, scomparso 2 anni fa. Al mio fianco, commento a supporto tecnico, naturalmente Emilio Puricelli. Quando sarà il momento poi entriamo nel vivo del discorso, ma per quello che riguarda appunto il ricordo del fondatore Vincenzo Muccioli con Andrea Muccioli, che ha raccolto l'eredità del padre e che continua questo racconto che intanto appunto prevede il grande sport come momento di recupero, come momento di ripresa verso una nuova vita. È vero, Muccioli? Sì, non mi considero l'erede, sono uno degli eredi di un'eredità che può essere solamente spirituale, i principi che mio padre ha portato avanti per tanto tempo, ed è un'eredità che condivido con tutti i ragazzi che, come me, hanno deciso di continuare a combattere questa battaglia per la vita e per la dignità dell'uomo solo, abbandonato ed emarginato. Battaglia che passa, dicevamo, anche attraverso il grande sport, in questo caso la grande equitazione, fra un attimo vedremo. Battaglia che passa dal fare qualsiasi cosa, dal prendere qualsiasi impegno con tanto entusiasmo, con tanta responsabilità, con tanta voglia di portarlo avanti al meglio, e gli animali sono un elemento straordinariamente efficace nel recupero della propria dignità, della propria libertà, della propria responsabilità. Il cavallo è il principe in questo senso del rapporto animale-uomo, perché con la sua straordinaria sensibilità avvicina e fa avvicinare l'uomo a sé, richiedendogli cura, attenzioni, sensibilità, rispetto. Puricelli, prima edizione del Challenge Vincenzo Muccioli, 3 giorni ai massimi livelli, tranquillamente intercontinentali. Sì, qui il concorso penso che sia stato organizzato come Vincenzo avrebbe voluto. Il terreno che è stato curato già da alcuni anni è perfetto, a detta anche di tutti i partecipanti. I percorsi sono messi da uno dei più importanti e famosi direttori di campo, chef de piste internazionali, Olaf Petersen. Ci sono i più bei nomi dell'equitazione mondiale, per cui penso che siamo pronti per partire. Certo, vanno intanto le immagini, si riferiscono alla prima giornata di gare, sono 3 i premi in programma, il clou è serale, comunque nel pomeriggio già questo premio Gazzetta dello Sport, categoria riservata a giovani cavalli, 6-7 anni, prova mista con barrage a tempo, e infatti le nostre immagini, la nostra sintesi va direttamente proprio al momento, all'essenziale, vedremo terzo, secondo, primo. E per quello che riguarda questa categoria, intanto l'importanza di una categoria tutta pensata in funzione dei giovani cavalli, 6-7 anni, l'inizio per il binomio cavallo-cavaliere. Sì, questa è un'ottima idea a livello internazionale per incominciare a portare dei cavalli relativamente giovani in campi importanti con dei percorsi diversi dalla solita routine dei concorsi nazionali. Sono già gare abbastanza difficili, ci vogliono cavalli buoni, non si può andare con dei cavalli che non hanno sicuramente un futuro internazionale. In campo in questo momento c'è Rodrigo Pessoa, che è primo a partire del barrage, tra l'altro. Certo, a proposito di grandi, vero, siamo già a scomodare i grandi, in effetti, esatto. Padre e figlio, in questo caso il figliolo che ha raccolto sì un'eredità sportiva fondamentale. Rodrigo che è in un momento positivo, secondo domenica nel Gran Premio di Ascona con Special Envoy. Oggi con questo giovane cavallo ha vinto tra l'altro il Gran Premio di Gesteren 2 settimane fa, è in un momento veramente favorevole. Ecco, barrage che naturalmente prevede un percorso ridotto rispetto a quello che è stato il percorso base, che ha già fatto selezione, e intanto appunto parte, vogliamo commentare il percorso, questo barrage di Rodrigo Pessoa. Parte già con un buon galoppo Rodrigo, è il primo a partire del barrage, sa che deve andare veloce, altissimo sul primo salto, avanza subito. Il secondo salto è un po' lontano, riprende un po' in zona salto, la combinazione, la largo verticale, senza errore, galoppa ancora in avanti, abbastanza bene anche su quest'ox, sempre in avanti Rodrigo, non sta esagerando ma sta andando. Qui ha un po' di fatica nella girata, prende bene comunque la distanza, gira all'interno di questa aiuola di fiori verso il largo in curva,
e fa un leggero finish, un buon percorso. 36,66, un tempo che in quel momento accordava buone speranze a Rodrigo Pessoa, naturalmente barrage a tempo, velocità che va a scapito della precisione e viceversa, precisione che va a scapito della velocità. Comunque un buon percorso per Rodrigo Pessoa, che a quel momento si era attestato in prima posizione. Vediamo il taglio rallentato. Sì. Non ha esagerato, perché giustamente non si ha un riferimento su nessun altro, essendo prima a partire. Comunque è abbastanza veloce, devono correre anche gli altri e giustamente fare 0 penalità. Willy Meliger, lo svizzero, su Barnim-Vania, un dei bei nomi dell'equitazione del salto ostacoli in Svizzera, forse il più rappresentativo. Dubbio, esatto. Tra l'altro Willy in tribuna ha detto che non voleva andare tanto veloce, adesso lo vediamo. Tirerà come un matto, vero? Finendo lì in classifica sicuramente, però non era forse nelle sue intenzioni. Poi dopo uno monta a cavallo e gli eventi lo spingono ad accelerare. Anche lui in avanti subito, dopo il primo salto, riprende un po' per l'ingresso della combinazione. Facile su questi primi 2 salti, gira subito e avanza di nuovo. È continuo, non spinge ma avanza, bene anche sull'Oxer in diagonale. A questo punto c'è il verticalino numero 2 del primo giro, ha un po' di fortuna, gira anche lui con qualche difficoltà per l'Oxer bianco, all'interno accelera un po', riprende un pochino la girata, bene, e giusto davanti a Rodrigo in classifica. Sì, certo, noi ribadiamo, sono i 3 migliori, per cui è chiaro, uno dopo l'altro sarà un crescendo scontato verso la prima posizione. 36,31 per Willy Meliger, e adesso verso l'accoppiata svizzera. Gli svizzeri hanno fatto la voce grossa all'inizio gare ieri, fra un attimo, dicevo, dopo questo rallenti che ferma Barnim-Vania, il cavallo sul quale era Willy Meliger, Marcus Fuchs, un altro degli svizzeri terribili. Esatto, velocissimo sempre anche Marcus. Tanto si può apprezzare la bontà di questo campo di gare. San Patrignano, che ha fatto in fretta a mettersi al pari a livello internazionale, esordio per San Patrignano ai massimi livelli per questo concorso internazionale, però tutti avete letto, avete commentato. Sì. Il terreno, per dirla brevemente, non si sente il cavallo galoppare, e al mese d'agosto un terreno in erba, un campo in erba dove non si sente galoppare un cavallo, vuol dire che ha una soffice, morbido, elastico. Ecco, sì, poi l'importante è che sia soffice, si dice in gergo, ma che non sfondi, no? No, esatto, no, elastico. Partito velocissimo anche Marcus, qui gira più stretto, più all'interno dei suoi 2 colleghi, ha un po' di fortuna nella distanza per quel largo in diagonale e gira con un po' più facilità all'interno su questo Oxer bianco. Penso che abbia vinto la gara su questa girata, e ancora lì è più all'interno, facile la distanza per l'ultimo salto e finish più veloce, un secondo e più di vantaggio. Nettamente, quindi fra un attimo avremo, eccolo qua, 34,92, ha dato la paga agli altri, non c'è dubbio, ha fatto tutto meglio. Un po' il dettaglio della classifica, ancora queste immagini rallentate per quello che riguarda il vincitore svizzero del primo premio, il premio Gazzetta dello Sport, lo ricordiamo, giornata d'apertura alla Challenge Vincenzo Muccioli a San Patrignano, grande equitazione, se ne va intimamente soddisfatto Marcus Fuchs, aspettando sempre il dettaglio della classifica conclusiva, mentre eccolo qua, Alois Fuchs, Sir Galahad, Willy Meliger. Marcus Fuchs è un errore lì. Sì, Marcus Fuchs, Sir Galahad, Willy Meliger, e appunto in terza posizione Rodrigo Pessoa. Eccoci nuovamente in collegamento diretto da San Patrignano. Dicevo, la possibilità per un attimo anche di così raccontare in immagini questa comunità, della quale altre volte si è largamente parlato, e comunque anche per quelle che sono le vostre molte attività produttive, numerose, tanti settori che comunque oggi si esaltano in questi 3 giorni, ma che comunque vivono la quotidianità e l'importanza ogni giorno di dare la possibilità a questi ragazzi. Sì, e poi vivono insieme i momenti di fusione fra loro nella predisposizione delle strutture, di quelle cose che a San Patrignano poi accolgono degli eventi importanti come questo. Questo non è la celebrazione solamente della scuderia e dei ragazzi che lavorano agli allevamenti dei cavalli, è un momento a cui ha partecipato tutto San Patrignano, e quindi dal campo gara perfetto che è stato descritto prima, quei ragazzi che si occupano appunto del verde, dei giardini, dei fiori,
agli elettricisti, agli idraulici, ai muratori, ai decoratori, ai falegnami, ai ragazzi della scuderia. È un momento di fusione fra tutti i settori e tutti i ragazzi della comunità che con grandissimo entusiasmo hanno partecipato a questa cosa che sentono loro. Andrea Muccioli allora ancora una volta, e adesso andiamo al secondo premio per quella che è stata la prima giornata, Faraone Gioielliere, categoria a tempo, in questo caso l'altezza degli ostacoli. È partito il contributo, intanto altezza degli ostacoli 140, vale anche in questo caso la legge dei primi tre, dei più bravi, per cui noi siamo fortunati. Oggi la crema che vediamo, manca l'essenza al contrario dell'equitazione, cioè la penalità all'errore, sono tutti bravissimi. Intanto andiamo a raccontare appunto Gabriela Salic dagli Stati Uniti su Samson Laurin. Puricelli. Gabriela ha fatto un percorso abbastanza lineare senza occuparsi troppo del tempo, ma non so come mai questa gara sono venuti parecchi errori, perché un po' forse per l'inizio dell'illuminazione, che forse un pochettino la luce ingannava qualche cavallo, e un po' data dalla velocità della prova ha fatto sì che ci fossero parecchi errori. Azzardava l'enciclopedico Martuscelli, che è speaker della manifestazione, forse arrivando molti cavalli e molti cavalieri da Ascona c'era anche qualche cosa di stanchezza. Esatto, anche questo, perché abbiamo visto la cavalla che ha vinto il Gran Premio Belle Nuit fare 2 errori in una gara diciamo normale, ha vinto dopo 3 giri il Gran Premio l'altro giorno, per cui sicuramente la fatica anche lì ha fatto il suo. Comunque partita facile, controllando il percorso Gabriela Selic. Vedete che non è come nel barrage della prova precedente dove spinge, e gli è servita per piazzarsi a un ottimo terzo posto. Il cavallo sta saltando bene, facile, gira attorno alla buca. Ricordiamo, questo è un percorso base, non è barrage, non c'è categoria a tempo. È una categoria a tempo. Meno penalità possibili, a quel punto a parità di non penalità o penalità comunque vale il tempo. Sta continuamente controllando, facile nel ritmo. Questo era l'ostacolo più difficile del percorso, vuoi per la girata dopo e un po' per la difficoltà dell'altezza, pari, un po' leggero, e l'ultima combinazione netta, facile, bel percorso, applaudito quello di Gabriella. Eccoci, naturalmente Puricelli, che al mio fianco è stato, per quello che riguarda queste gare, sfortunato protagonista. Non abbiamo la fortuna di vederlo perché non è andata benissimo, vero Puricelli? No, non è andata benissimo. Gioca in casa, quindi ci aspettiamo che faccia meglio. Certo, è vero, noi dobbiamo ricordare fondamentalmente che c'è anche un discorso San Patrignano Jumping Team, cioè tra le tante cose c'è anche una squadra. Sì, è proprio una squadra. Con Furcade, con lo spagnolo Furcade, che è anima agonistica e tecnica, ma anche Puricelli non è da meno, è tra i portabandiera. E poi fra un attimo teniamo un briciolo di suspense, diremo chi è un altro dei portabandiera, che poi tra l'altro è anche direttore tecnico della nostra manifestazione, il grande Franche Lotta. Esatto. Ecco, abbiamo già svelato tutto. Ma sanno già tutti tutti. Il grande Franche Lotta, che vale ripetere ufficialmente allora direttore tecnico di questo challenge, Vincenzo Muccioli. Orgoglio, nonché portacolori del jumping team di San Patrignano, campione del mondo, diventato campione del mondo con i cavalli di San Patrignano. Leggenda vivente, no, del salto ostacoli. È diventato una leggenda anche grazie per merito di San Patrignano, perché ha fatto questi grandi miglioramenti con i nostri cavalli. Si va verso la sera, la bella sera di San Patrignano, vedete le luci già diverse, l'illuminazione artificiale per questo secondo premio Faraone Gioielliere. Allora, Willy Melliger su BB Corlanda. È partito anche lui senza esagerare, ha girato vicino, un po' all'interno nella traiettoria i primi salti, qui controlla un po' per la gabbia di verticali, continua facile in 4 tempi di galoppo. Cavallo saltato un po' con qualche difficoltà, l'Oxer non ha visto forse bene la seconda barriera, la combinazione ritornando in diagonale, tocca leggermente il posteriore, stringe un po', già un percorso un po' più veloce di quello di Gabriela Selic, controlla un po' per il verticale, vedete l'azione delle spalle e delle mani, ancora per questo Oxer numero 11 che appunto dicevo prima ostacolo più difficile, cavallo saltato benissimo, altissimo sul salto, l'ultima combinazione, un controllo leggero e un po' in avanti per la gabbia, infatti è più veloce di nettamente più veloce di Gabriela Selic, 68,17 il dettaglio per la statunitense, molto di meno, 63,91 per Willy Melliger, per l'elvetico Willy Melliger. Dicevamo svizzeri determinatissimi in questo inizio di challenge Vincenzo Muccioli. Willy è uno che non molla mai, mi piace un sacco, tanto per quello. Eccoci allora
Adesso vedete là in fondo la distesa adriatica tra Rimini e Riccione, la collina di San Patrignano. Il campo gara è proprio sulla cima della collina di San Patrignano, quindi domina il mare e tutta la costa adriatica. Ecco, nella storia del settore cavalli, quando Vincenzo Muccioli decide di impiantare il settore cavalli? Mio padre è sempre stato un grande appassionato, un grande allevatore di animali, ha iniziato a 16 anni con i canarini per poi non smettere più, quindi ha trasmesso anche questo profondo amore per la natura e per gli animali ai ragazzi da subito, da quando San Patrignano è nata. E i cavalli certamente, come ho detto, tra gli animali sono straordinari per la loro sensibilità, per il loro richiedere attenzione, prudenza, cure, per la loro capacità di vivere un rapporto profondo con l'uomo. Bene, quindi abbiamo detto doveroso crescendo agonistico Gabriele Assaeric, poi Willy Meliger, e adesso naturalmente un altro buon nome del salto ostacoli, Alexandra Lederman, la francese, forse la più forte in questo momento a Maggio. Sì, tra le più forti sicuramente, con il suo miglior cavallo in questa prima prova, diciamo abbastanza facile. Anche per lei diciamo, una vittoria ottima, senza dubbio, non voglio togliergli nulla, però ha fatto un percorso normale, senza esagerare, era tra i primi a partire e non ha attaccato la gara come veramente qualcun altro ha fatto, però ha fatto 0 e abbastanza veloce, gli è bastato per vincere. Infatti vedete che controlla senza lanciarsi in avanti col cavallo come abbiamo visto nel barrage della gara precedente. Mentre va la gara della Lederman spendiamo una parola per un altro nome prestigioso, in questo caso lo chef de piste Olaf Petersen, il tedesco Olaf Petersen, un'autorità letteralmente nel suo campo. Sì, ieri sera comunque ha messo dei percorsi adatti per iniziare il concorso, la prima gara per giovani cavalli senza difficoltà tecniche, una gara veloce questa che stiamo vedendo, e la terza gara già più difficile, più tecnica, dove già bisognava avere un buon controllo del cavallo, tecnicamente già più difficile, ecco la prova. Verso la conclusione Alexandra Lederman. Potete vedere che con questo cavallo salta facilmente, senza problemi, un cavallo che ha fatto la medaglia alle Olimpiadi, per cui... Medaglia di bronzo Atlanta. Esatto. Certo, 9 decimi, abbiamo detto alcuni fra i più bei nomi del salto ostacoli a livello intercontinentale e mondiale, non c'è dubbio, lei anche è fra questi. 63-0-0, quindi vittoria nel secondo premio in programma nella prima giornata di gara al Challenge Vincenzo Muccioli, vince quindi la francese Alexandra Lederman, il Farone gioielliere, e adesso verso il clou serale con l'American Continental Properties, che è l'ultimo premio. Intanto la classifica, vedete la francese Alexandra Lederman al secondo posto, lo svizzero Willy Meliger al terzo, Gabriele Assaeric sul Sandstone Laurin. Puricelli, ormai l'Italia, per quello che riguarda il salto a ostacoli, dal punto di vista organizzativo, questo concorso, altri naturalmente a livello internazionale, dice tranquillamente la sua, in attesa dei risultati anche da un punto di vista agonistico tecnico. C'è stato il cambio col quadriennio olimpico, si spera che il nuovo corso porti anche aria nuova in questo senso. Questo è il problema di sempre. Ho toccato un tasto dolente, mi sa. Ma il tasto dolente, il punto dove noi abbiamo sempre battuto è che per combattere i cavalieri più forti, più bravi di noi, almeno ci vogliono i cavalli alla pari. Ultimamente non se ne sono visti pochi e ci proviamo, però bisogna continuare, combattere, allevare bene, portare qualche cavallo giovane avanti per arrivare a essere almeno alla pari con i cavalli con gli altri. San Patrignano in questo momento, in questa direzione, è il posto giusto. Sicuramente. Ecco. Noi promettiamo che daremo un contributo vi state dando da fare. Concreto. Stiamo lavorando per mettere a salto disposizione dei cavalli all'altezza. Bene, allora diciamo tranquillamente American Continental Properties, terza gara in programma nella prima giornata e nella giornata d'apertura. Eccoci qua, primo challenge Vincenzo Muccioli. È notte a questo punto, notte a San Patrignano. È un peccato che vediamo solamente gli ultimi 3 cavalli di questo barrage, perché è stata veramente una gara vincente, appassionante, dove dal primo all'ultimo ci hanno provato su ostacoli già importanti e senza tirarsi indietro. Poi è stata una sequenza veramente esaltante, alla fine, uno dopo l'altro. Ci sono stati 13 netti nella prima manche. E quasi tutto pulito anche nel barrage, sì. Tranne credo a memoria un'unica penalità, un 4, poi per il resto è stato un barrage tiratissimo. Sta a dimostrare appunto quanto è difficile a livello internazionale
avere dei risultati emerge, perché la competizione è arrivata ad altissimo livello anche in una gara importante, ma del primo giorno di un concorso internazionale. Non si aspetta solo già il Gran Premio, la Coppa delle Nazioni, è battaglia dalla prima. Costretti comunque in questa sintesi registrata, proviamo a entrare nel vivo. Intanto raccontiamo il percorso, un barrage secco con Ludo Philippers, Sì. il belga Ludo Philippers su Ludo Partito. Cravatte. Ecco, in questa gara ci sono state due cose un po' diverse: chi ha tentato di galoppare di più all'esterno e chi, come Ludo, è già venuto subito all'interno, subito l'opzione all'interno sul secondo salto. Voi avete la possibilità di capire e migliorare ancora, no? Quelli che aspettavano entravano ancora più determinati a stringere ancora traiettorie impossibili. Questo è il vantaggio di partire dietro in un barrage, perché si vede cosa fanno gli altri. Vedete adesso come va in avanti sull'ultimo salto Philippard. Eccolo qua. È l'entusiasmo del pubblico, perché appunto da cavallo a cavallo era sempre più veloce la gara. L'entusiasmo del pubblico che aveva toni e note ancora più sentite quando poi magari in campo c'era un cavallo appunto di San Patrignano, c'era la tribuna vostra con faceva la sua clac, parte. certo, la torcida di San Patrignano quando i cavalli erano nel segno vostro. Però, fra un attimo, dopo il dettaglio per Ludo Philippard, sì. Questa l'ha girata subito dal verticale bianco. E adesso Maria Gretzer, che appunto a memoria credo che poi vedremo, è quasi convinta di avercela fatta alla fine, vero? Sì. Tra l'altro non era Feliciano 823 tra i favoriti di questo barrage, visto il primo giro, conoscendo, però questo è il fatto di sentire la gara, il clima che si crea in un barrage e soprattutto in un concorso, perché ci sono dei concorsi anche molto belli ma che non creano il clima, che non c'è l'atmosfera, non c'è, mentre Svezia, allora partita svedese, subito, Gretzer, Maria Gretzer, Feliciano. Anche lei all'interno, qualche difficoltà perché i cavalli si stoppano un po' in questa girata. Ricordiamo Ludo Philippard sul 40 e 15. La gabbia, che al primo giro al percorso base era un barrage, ha continuato nella girata per il largo centrale, verticale numero 9 al primo percorso, il verticale di San Patrignano, e galoppa in avanti verso l'ultimo. Sentite e il finish pubblico, finale, 39,90 aveva pelato il tempo di Ludo Philippard, e dicevo appunto, vedete, molta soddisfazione perché probabilmente dice forse ce l'ho fatta. Lo so, però qui non si può mai stare tranquilli fino all'ultimo, infatti. Da lei in poi è stato un crescendo davvero, sì. Abbiamo parlato prima di emozione autentica, fino appunto alla prova di questo belga, fra un attimo, intanto ancora il dettaglio rallentato per un passaggio spettacolare. A ogni nuovo binomio certo, tutti si aspettavano che quello fosse il percorso vincente. Tanto c'è un altro Muccioli in questo momento, sì, il fratello più Giacomo Muccioli, insieme all'Olaf Petersen, dicevo, dettaglio spettacolare, esterna 5 di Milano, regia di Luciana Veschi, e adesso appunto fra un attimo il trionfo di Dick Demesman, del Paso. Per dare un'idea, quando è entrato Berbaum sembrava già sì. che avesse quasi vinto la gara lui, ha preso 2 secondi ancora, per cui... Tra l'altro questo gallo perde tempo per aria, perché è un gallo che è abbastanza, non dico lento, ma molto alto sui salti. Ma poi io credo che qua però comincia a sentire l'entusiasmo. Qui ha guadagnato, perché ha continuato con grande galoppo all'esterno. Questa è stata infatti l'opzione scelta giusta, perché con questo cavallo girare all'interno forse perdeva più tempo, e anche qui ha continuato grande galoppo con distanza in avanti. Qui ha rischiato proprio, è andato in diagonale, guardate come sta galoppando per gli ultimi 2. Ci da dentro proprio, eccolo qua. Dietro altissimo, e in avanti ancora come Philippard, ha ripreso giustamente alla fine. Al pelo ce la fa, 39,79, certo noi a ragion veduta il minimo di entusiasmo, perché Dirk Demesman, Kenwood e Paso, vittoria in questo terzo premio nella giornata inaugurale del Challenge Vincenzo Muccioli qui a San Patrignano, American Continental Properties. Oggi noi siamo a commentare la prima giornata di gare, oggi si aspetta, perché il clou è comunque sempre serale, un'altra appassionante giornata, vero Moricelli? Noi saremo puntuali nuovamente domani nella sintesi, una giornata che vede il Gran Premio, il premio Pomellato alle 21:30 di questa sera. Intanto momenti della premiazione con il cavaliere belga, tribuna
dei VIP è ancora il momento della premiazione. Insomma, rotto il ghiaccio, adesso tutti state viaggiando con macchina rodatissima verso i prossimi 2 giorni. Muccioli. Sì, siamo non solo, ma siamo Certo, già proiettati l'appetito- verso il prossimo, il prossimo concorso internazionale quest'altro anno. Non a caso è un challenge, cioè è una competizione che prevede non la consegna definitiva del trofeo al vincitore, ma che ci sia un vincitore che lo vinca almeno Certo. 3 volte per avere definitivamente il trofeo, la coppa. Prima edizione fortemente nel segno della continuità per quello che riguarda questo challenge Vincenzo Muccioli. Io ringrazio i miei ospiti, domani i prossimi con gli altri collegamenti, naturalmente nei prossimi giorni per le altre giornate di gara. Ettore Puricelli su commento a supporto tecnico, Andrea Muccioli, è tutto, la linea torna allo studio di Roma. Bene.